Ho trovato a Santa Maria Maggiore, il carcere maschile, in una situazione di sovraffollamento come era prevedibile. A fronte di 161 posti ci sono 230 detenuti, di cui la maggioranza, 143 mi pare, sono stranieri. E soprattutto un gran caldo, come era anche questo prevedibile nei piani superiori, in giornate che si arriva anche a 45 gradi all'interno, e quindi grandi disagi sia per i detenuti che per gli agenti di sorveglianza. E la denuncia del deputato veneziano del PD dopo il giro ispettivo di Ferragosto nelle carceri veneziani, con le maggiori criticità registrate in quello maschile di Santa Maria Maggiore, viste anche le scarse opportunità di lavoro come forma di redenzione e occupazione per gli stessi detenuti. E quindi i detenuti non fanno nulla dalla mattina alla sera, la maggioranza, e questo non va bene. Non dobbiamo dimenticare che è giusto che chi sbaglia paga, ma l'articolo 27 della Costituzione stabilisce la funzione rieducativa anche del carcere, e questo è l'interesse di tutti, perché i carcerati sono un costo sociale, oltre che un costo anche di carattere economico. E se invece la Giudecca è stato condiviso un momento comunitario con i volontari, resta il triste problema dei bimbi che crescono, seppur fino a una certa età, in prigione con la mamma. Il carcere femminile della Giudecca è uno dei pochi in Italia dove c'è un ICAM, ovvero un istituto riservato alle mamme con i bambini fino a 3 anni, che hanno il deroga e possono stare fino a 6. E in questo periodo c'è una mamma con 2 figli di 4 e 5 anni e 3 detenute incinte. Ecco, io, nonostante sia un ambiente molto decoroso dove non manca nulla, però io credo che i bambini non possano stare in carcere, e su questo va applicata una legge già esistente, che è la legge 62, mi pare, del 2011, che prevede per detenute che scontano pene non gravissime la possibilità di scontare la pena in casa e famiglia. Ecco, io credo che questo vada fatto. Come componente della Commissione antimafia, il deputato Pellicani sta lavorando per mettere a disposizione alcuni dei beni confiscati alle mafie per la creazione di case famiglia per le detenute e i loro figli. Ecco, quindi bisogna, secondo me, intervenire e porre l'attenzione del governo, se ancora un governo c'è in questo paese, per affrontare il problema del carcere